Da un po' di tempo a questa parte, il 2 ottobre è stata introdotta una nuova ricorrenza. La festa dei nonni. Sì! Auguri! I nonni sono quelli che ci raccontano sempre le stesse cose, cominciando sempre con la stessa frase. Te l'ho raccontato mai quando? Non chiedere mai ad un nonno di pronunciare la lettera X o il sintagma ps. La X diventa Ikisi e la Psi diventa Pissi. Come il psicologo. Altri totalmente confusi lo pronunciano lo psicologo. Una volta sono andata in aeroporto con mia nonna e per lei non dovevamo fare il check-in, ma dovevamo fare i check-in. Quando si parla di cibo, è lì che raggiungono il top. Per loro i würstel diventano i Wurst. I crackers diventano i crack. E se vi state chiedendo come una volta mio nonno pronunciò Malika Yane, vi risponderò: Melita cane! Melita cane! Melita cane! Melita cane! Ma il massimo sono le nonne alle prese con gli elettrodomestici. Claudio, il suo telecomando non funziona, non mi vuole cambiare a Giorgio Mastrota! Nonna, quello è il telecomando dell'aria condizionata e se continua ad ammaccare meno, a Giorgio Mastrota gli viene la febbre! Che fio! Insomma, auguri a questi teneri nonni che ci danno 50 euro per mangiare un gelato e 5 euro per mangiare una pizza. Ma se stanno troppo in silenzio, saremo noi alla fine a chiedergli... No, ma me lo racconti quando... C'era una volta la guerra, ma la... boom, bam, 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 boom.